esclusione per i veneti, non si discute, i veneti non possono pagare la tassa a Venezia. Luca Zaia è lapidario. Nessun veneto dovrà pagare per mettere piede nel capoluogo della sua regione. La presa di posizione del governatore, netta e ultimativa, segue quella del suo assessore al turismo Federico Caner, che applaudiva l'imposta ma a condizione non fosse indirizzata ai residenti nella regione, e del presidente del Consiglio Veneto Roberto Ciambetti. Bene far pagare i turisti, scandiva il leghista, ma non possiamo considerare tali quanti vivono e risiedono regolarmente in Veneto. A questi cittadini che hanno in Venezia la loro capitale e punto di riferimento culturale, oltre che politico e amministrativo, non si può applicare una tassa d'ingresso. Non solo i veneti, ma tutti gli italiani dovranno essere esonerati dal pagamento, rilanciano dal Movimento 5 Stelle veneziano. Nessuno di noi sapeva di questo provvedimento, confessa ai suoi compagni di partito la senatrice Orietta Vanin. La Lega con noi del Veneto non parla. Abbiamo appreso in aula che c'era un emendamento del governo su Venezia e ne abbiamo preso atto. Se ci fosse stata una condivisione coi parlamentari ne sarebbe uscito un testo diverso.